Pane Carasau, il vecchio forno. Essenza di Sardegna. Amici di Sardegna 1, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pro Sardegna. Oggi ci troviamo nelle bellissime montagne di Fonni e partirà da qui questo nostro viaggio alla scoperta anche di altri due paesi, cioè Tiana e Orgosolo. Come vedete sono a bordo di un quad, un'esperienza che ci mancava, ma noi di Pro Sardegna per divertirci e per farvi divertire facciamo questo e altro. Adesso io vado ad esplorare questo territorio, voi ascoltate questa scheda realizzata per noi da Massimiliano Messina. Adagiato sulle falde del Gennargentu come un avvoltoio a riposo, così come lo definì Grazia Deledda, Fonni in Barbagia, il paese più alto della Sardegna. Non si conosce l'origine del nome, alcuni ritengono che derivi dalla voce fenicia Fanna, che vuol dire proprio elevatezza, bell'aspetto, bella vista. E dal Monte Spada, a quasi 1600 metri, si intravede infatti un panorama che ha pochi uguali. Oltre al paese si arriva a distinguere addirittura Punta la Marmora, un territorio quindi quello di Fonni che si inserisce pienamente nello scenario dell'area naturalistica del Gennargentu. Nelle 1000 escursioni che si possono fare è possibile incontrare i pastori della zona che offrono i prodotti tipici dell'economia locale: pane, formaggio, carne, miele. Fonni, territorio ricco di tracce archeologiche, nel centro abitato si possono visitare alcune chiese risalenti al XIII e al XVI secolo. Il monumento più interessante è la Basilica della Santissima Vergine dei Martiri. E poi una curiosità: Fonni è conosciuto per possedere una razza canina di antichissima origine, il cane pastore o mastino fonnese. Dal quad al cavallo noi ci troviamo nelle montagne di Fonni, qui con me c'è Antonello che fa parte della Gennargentu Escursioni, col quale parliamo proprio di ambiente. Allora Antonello, diciamo che Fonni è il paese più alto della Sardegna e ha anche delle caratteristiche particolari rispetto agli altri paesi montani. Quali sono? Allora ci troviamo a Fonni nel territorio di Monte Novu e località Sosconcales, diciamo una zona naturalistica e permette diciamo le escursioni di cui noi come Gennargentu Escursioni facciamo. Sì. A livello naturalistico. Niente, permette diciamo di fare questo tipo di servizio 365 giorni l'anno. Quali sono le caratteristiche dell'ambiente, cioè quali specie di flora e di fauna possiamo trovare in questa zona? Ma allora abbiamo una varietà di specie, lo dimostra il territorio. Allora noi in questo punto particolare abbiamo una vegetazione molto arborea, sì, che si snoda anche con questa vegetazione arbustiva ed erbacea che si trova in questo territorio. Abbiamo delle piante molto particolari come la genziana che vegeta proprio in questa zona, sì, è una pianta che veniva utilizzata in medicina. Dal punto di vista faunistico invece che cosa avete di particolare? La faunistica è una zona dove diciamo l'aquila fa da regina, il muflone fa il re del Gennargentu e ce ne sono tantissimi esemplari. Sperando di avere un po' di fortuna di vederli anche oggi. Speriamo di vederli. Ascolta, volevo chiederti anche un'altra cosa. Fonni è uno dei paesi nei quali è nata prima la vocazione turistica. Già a partire dagli anni 70 qui nasce l'industria del turismo anche invernale. Adesso com'è la situazione? Ma allora Fonni ha avuto un grande successo turistico all'inizio degli anni 70 sino agli anni 80, anche perché è il primo paese che diciamo si possono svolgere gli sport invernali. Infatti Fonni ha l'unico impianto di risalita al Broncospina che dà la possibilità a tantissimi diciamo, amanti di questo sport di poterlo eseguire. Benissimo, ci sono anche proprio delle piste dove si può sciare. Adesso io ti ringrazio per avermi raccontato queste cose, scendo da cavallo. Grazie a voi. E anzi direi che ti cedo
l'animale, perché adesso parliamo di un altro animale sempre caratteristico di Fonni, che è proprio il pastore fonnese. Io spero che non mi morda, perché purtroppo non è molto tranquillo, vero Cristoforo? Sì, è un cane con un carattere abbastanza forte, un cane molto territoriale, diciamo, ha delle prerogative come animale da guardia, viene usato prevalentemente per questo dai pastori, diciamo, e non solo dai pastori. Ascolta, io vorrei chiederti questo, intanto qual è l'origine di questo cane? Ci sono diverse teorie, vero? Sì, dicevo, ci sono diverse teorie, si parla di un console romano che l'avrebbe importato qua in Sardegna poi per sedare le rivolte dei barbaricini, diciamo, che erano difficili da conquistare. Però poi c'è stato uno studio che, diciamo, ha un po' ribaltato questa teoria, perché un ricercatore ha trovato dei teschi di questo animale in uno scavo nuragico, e da un'analisi fatta sul DNA poi si è fatto e dal raffronto con gli animali che ci sono tuttora si è fatto risalire proprio a un'origine molto più antica, diciamo, si parla del Neolitico addirittura di questi animali. Ascolta, mi descrivi un po' le caratteristiche, oltre che fisiche, anche caratteriali di questo cane? Sì, le caratteristiche, come ti stavo dicendo, è un cane che ha un carattere molto forte, un cane abbastanza aggressivo e, tra parentesi, molto equilibrato, diciamo. Sì. Non lo so, per la sua attitudine e anche per il suo collocamento, diciamo, è un cane che è abituato a spazi molto ampi, a un territorio delimitato molto grande, Ecco. è molto, diciamo, protettivo sui cosi. Dicevo, questa è una cosa che non voglio sottolineare, è una biodiversità proprio di Fonni, cioè è un cane che è partito da Fonni, diciamo, e man mano si è allargato su tutti gli altri paesi della Sardegna. Perché cosa viene utilizzato? Viene utilizzato prevalentemente per la guardia, e niente, anche dipende dal carattere dell'animale, si può anche utilizzare come custode del gregge, però, diciamo, la sua attitudine maggiore è quella della guardia. Ascolta, quanti sono gli esemplari attualmente? Ce ne sono tanti e Sì. soprattutto sono anche fuori dalla Sì, Sardegna, oppure sì. rimane una specie Sono localizzata? soprattutto in Sardegna gli esemplari. Adesso noi, come Associazione del Cane Fonnese e anche come, dicevo, Comitato delle Biodiversità, stiamo facendo proprio un censimento di questo animale per riuscire poi ad avere il riconoscimento ufficiale dall'ENCI, e abbiamo censito in questi anni, con l'aiuto di volontari, diciamo, che si appoggiano all'associazione, 300-350 animali. Allora, complimenti veramente, perché come si chiama? Mussolini. Mussolini? Sì. Scusate, questo non lo sapevo. E come Sì, mai questo nome? No, vengono dati nomi così, proprio ricorre molto il nome tipo Sciandola, che vuol dire scandola, un po', vabbè, Mussolini, Barabba, nomi che proprio hanno prese, Personaggi che si comunque... possono associare un po', diciamo, tra parentesi, al negativo. Ah, ok. Anche per... Allora, Cristoforo, io ti chiederei adesso di accompagnarmi, perché iniziamo a parlare di un'altra cosa molto importante per Fonni, che è la tradizione pastorale. Quindi entriamo in questa struttura, in questo antico ovile. Intanto mi descrivi come è fatto? Sì, questi sono ovili, il classico ovile che c'è nelle zone del Gennargentu, diciamo, e nel Monte Nuovo, no? Questo è un ovile fonnese. Sì. Fatto con pietra e legno, si vede poi chiaro, no? È fatto con tueras, si dice qua, no? Con pezzi di legno concavi ricavati da alberi secchi. A quando risale questa struttura? Non lo so, adesso una datazione proprio, si parla della notte dei tempi, si parla sempre del periodo neolitico, poi si sono rinnovati col tempo così, però poi la struttura è stata sempre quella. Bene, accompagnami dentro, perché io so che c'è qualcuno che sta facendo per noi, secondo la maniera tradizionale, proprio artigianale, il formaggio. Buongiorno Mario. Buongiorno. Allora, tu che cosa stai preparando? Formaggio. Che tipo di formaggio e come si fa il formaggio? È un formaggio a latte crudo, Sì, che va scaldato a 35, sì. viene quagliato. Dopo aver girato così il formaggio, che cosa succede?
Sì, dopo che questa si chiama la classica rottura della cagliata. Chiama questa. Dopo che si rompe la cagliata, si fa così un po', si sbriciola la cagliata, si raccoglie e si mette dentro le forme. Ecco, e si lascia stagionare. Si fa scolare il siero del formaggio, poi si va in salamoia. Va in salamoia per un periodo, per questo tipo di formaggio, che va dalle 24 alle 36 ore, dipende poi dal tipo di uso che se ne fa, perché magari ci sono i formaggi che vanno, diciamo, più per un consumo a tavola, ci sono i formaggi che vanno per la grattugia, poi ci sono formaggi che vanno in certe zone d'Italia, tipo Lecce, no? Si diceva, dove in quelle zone particolari vengono prediletti i formaggi molto saporiti, più salati magari. Salati, sì, esatto. Ecco, ascolta, quindi anticamente il formaggio si faceva così, all'interno di un ovile, Sì, assolutamente. nel quale il pastore rimaneva per un periodo limitato, cioè non per tutto l'anno, perché poi l'inverno troppo rigido lo costringeva alla transumanza. Sì. È quello che poi succede al pastore di Fonni, ma in generale poi ai pastori di quelli anche d'Esulo, un po', sì, più che altro Fonni e d'Esulo hanno avuto questa cosa della transumanza. I pastori rimanevano qua fino a novembre, dicembre, poi proprio le nevicate così li costringevano a andare verso il Campidano e si tornava qua ai primi di maggio, cioè di primargiano, arrivavano qua con le greggi e i pastori che erano, diciamo, zonali, cioè sempre gli stessi pastori occupavano sempre gli stessi pinnettos. E gruppi magari di greggi arrivavano qua per svolgere il compito poi che era a loro dedicato. Benissimo, allora Mario, tu adesso cosa stai facendo? Stai pressando? Sto cercando di fermare il formaggio per poi metterlo dentro le forme. Nel frattempo io sento fuori delle voci che sono quelle dei tenores, vero Cristoforo? Allora andiamo a vedere cosa sta succedendo, venite con noi. Fonne montagnina veda gara, de Sardegna ses tu esa reina. Encierro a contrario de San Marina, su colore bianco le asincara. Se ricca da babrisca e rara, das as baixuras finas a bruncospina. D'altas montagnas e circundada, da gente ospitales es habitada. Siamo ancora a Fonni, in una casa caratteristica nel mio angolo preferito, che è quello delle specialità. E qui con noi ci sono Tonino, buongiorno. Buongiorno a voi. E Giovannina, buongiorno a te. Allora, iniziamo a illustrare tutte queste le cornie che abbiamo a partire dalla nostra sinistra. Tonino. Questi sono i piatti classici, diciamo, del nostro paese, le patate con lardo. Poi di lardo non si tratta, ma sono parti del maiale che venivano conservate un po' in salamoia per utilizzare tutto l'anno. Si utilizzavano le parti, la testa, le parti di scarto del lardo e poi un po' di tutto, insomma. Le vedete qui rappresentate, gli ingredienti sono le patate, la carne e poi le cipolle, il tutto cucinato con acqua salata. Benissimo. Ben dosata, perché poi alla fine la carne era salata già da sé. Per sé. Poi vediamo qui la curdula della pecora o dell'agnello,
e le salsicce arrosto. Ecco, poi mi interessava molto questa ricetta, che è un piatto povero però molto saporito. Di cosa si tratta? Questo è sul ministro in cajau, è un piatto povero ma ricco di ingredienti genuini, si utilizza su ajau di pecora, che è questo, è un quagliato di pecora, salato, messo a salamoia per durare anche tutto l'anno. E gli ingredienti sono il quagliato, che è la base principale, poi ci sono le patate, le cipolle, la fregola, che era il tipo di pasta di allora, adesso più modernizzata con gli spaghetti tritati. Qualcuno aggiungeva anche i fagioli e si aromatizzava il tutto con un pizzico di menta. Allora, diamo proprio la ricetta velocemente ai nostri telespettatori. Allora, quagliato salato, le patate tagliuzzate, un po' di cipolla, la fregola o la pasta, la variante, con, a secondo dei gusti, il fagiolo e un pizzico di menta. Va bene, grazie. Adesso passiamo da questa parte con Giovannina, che ci prepara invece che cosa? Io preparo su martinette. Su martinette. Che piatto è? È un piatto semplicissimo, povero ma gustoso. È antichissimo, è tradizionale di Fonni, lo prepariamo solo a Fonni e si faceva già in Tubarracu e in campagna, perché è semplice da preparare. Come si prepara? Qui parliamo del procedimento proprio. Quindi è una composizione di patate, cipolle, pomodori e la ricotta secca, salata e stagionata. Bisogna far bollire dell'acqua, si mettono in primo tempo le cipolle, facciamo un taglio, le immergiamo e aspettiamo qualche minuto, poi aggiungiamo le patate tagliate grossolanamente e poi immergiamo i pomodori interi. Si aspetta che tutto sia ben cotto e poi si scola aggiungendo sopra una spolverata di ricotta salata. Ecco, farlo vedere così i nostri telespettatori vedono proprio il piatto finito. Poi si schiaccia, vero? Si schiaccia tutto ed è buonissimo davvero. È un piatto che ha vinto tanti premi, è stato premiato ad Arezzo con la cucina del Festival Nazionale della Cucina Contadina e ha vinto anche il Mestolo d'Argento. Benissimo, io adesso ho visto qua dietro un'altra cosa molto interessante che vorrei che mi illustrassi. Allora, questa è la pancia, lo stomaco dell'agnello. E dentro cosa c'è? Dentro c'è il sangue, il pane carasau, il pecorino, la menta e il grasso dell'agnello. E si mangia tutto, compreso l'involucro? Si mangia tutto, anche questo, sì, sì, perché prima è stato lavato, ovviamente ben lavato, ed è un piatto davvero gustoso, antico anche questo, è molto molto saporito. Bene, io vi ringrazio, adesso dalla cucina passiamo al folk, qua fuori c'è il gruppo che si sta esibendo per noi.